È un giorno triste per il mondo della ristorazione udinese che deve salutare per l'ultima volta Francesco Fierro per tutti. Franco, cuoco eccellente e anche eccellente uomo di sala, di accoglienza, dove concedeva sempre la giusta confidenza al cliente. Franco è morto a 73 anni, arrendendosi a una grave malattia che lo affliggeva ormai da un anno. Originario del Salernitano, dopo gli studi alberghieri sulla costiera amalfitana, ha iniziato come cameriere e maître prima di trasferirsi nel 1970 in Friuli a Palmanova nella pizzeria di suo cognato Emilio Cittarella. 2 anni dopo l'apertura della cantina fredda a Udine, via di Toppo, aiutato dai fratelli Beniamino, Salvatore e per un periodo anche da Raffaele, supportato sempre dalla moglie Marina e dal figlio Francesco, che ora lo piangono, coltivava la grande passione per la lettura e per il calcio, stava progettando anche di visitare gli States dove vive attualmente una buona parte della famiglia, ma la malattia non glielo ha permesso, perché uno dei pionieri della pizza napoletana a Udine è scomparso e lascerà sicuramente un grande vuoto, ma il solito ottimo ricordo con tanta partecipazione attesa ai funerali, la cui data è ancora da stabilire.